Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, questi i principali titoli della mattina. Bilancio tragico in Sicilia, dove si contano quasi 2000 sfollati e 3 morti in queste ore di fuoco tra incendi e blackout. Sul fronte roghi è stata una notte di emergenza. Da Palermo a Catania ci sono centinaia di focolai in attesa di intervento. Bruciano ancora le colline intorno a Palermo. I Canadair sono tornati a volare in diverse aree, tra cui Bellolampo per l'incendio in discarica. Il presidente Schifani rassicura tutto sotto controllo. Altro che Sicilia Bedda. Sul nostro sito newsicilia.it vi raccontiamo l'odissea di un turista veneto che si è imbattuto nei numerosi disagi che stanno colpendo l'isola, dall'aeroporto Bellini chiuso agli incendi. Continua l'emergenza a caldo a Catania, sono centinaia le chiamate giunte al numero di emergenza attivato dal COC di Protezione Civile, decine le persone accolte al centro, le ciminiere. Tragedia a Marina di Ragusa, dove un ragazzo di 30 anni è annegato nel tratto di mare antistante il lungomare Andrea Doria. Era con amici che si sono salvati. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.